Via la Lega da Treviso. Matteo Salvini, oggi a Padova, è stato chiarissimo. No, non si è ammattito. La Lega in questione è Sua Eccellenza il prefetto di Treviso. Non ce l'aveva nello specifico con l'aura Lega, ma con la figura rappresentante del governo presente in tutti i capoluoghi italiani. I prefetti, per quel che lo riguarda, hanno le ore contate. Voglio mandare a casa questi prefetti assolutamente inutili e un governo che trova 2.000 euro al giorno per 60 presunti immigrati in provincia di Padova, ma non trova gli stessi soldi per, ad esempio, superare la legge Fornero o gli studi di settore. Ne ho le palle piene. Con il leader del Carroccio in Veneto torna al fronte anche il presidente Luca Zaia con la strategia dei ghetti. Ora il governatore definisce così la questione profughi. Quanto di peggio potesse inventare il governo. Oggi le caserme Serena a Treviso, Prandina a Padova, Bagnoli, Cona. Domani cosa si inventeranno? Sono perfettamente in linea con quanti hanno affermato queste cose. Beh, non mi sembra che sia il ghetto. Intanto però i prefetti, l'aura Lega compresa, cercano di attuare l'accoglienza diffusa proprio per evitare i ghetti, ma a rispondere dovrebbero essere tutti i comuni. Le uniche persone di cui possiamo rapportarci adesso sono le persone di colore. A parlare sono i residenti di Casier e qui siamo alla caserma Serena. Chi scappa dalla guerra va aiutata, perché anche noi siamo andati all'estero, però quello che dico io, non si può mettere in 451 persone e quando mia figlia si alza la mattina oppure passa, ero presente io per esempio con mia moglie che gli hanno detto ciao bella, gli hanno rotto le scatole per una sigaretta, mia figlia ne ha 14, torna a casa e piange. Anche alle 10 di sera vado col cane a fare passeggiate, non ho nessun problema, calma, non è mica vera. Più di così, sorvegliata di così. I ragazzi che andavano a scuola, erano una ventina circa, 15-20, adesso non vengono più a prendere l'autobus alla partenza e neanche all'arrivo.